conclusione ribattuta quindi a tempi il portiere. La Rosa, conclusione improvvisa e parata splendida, un calcio d'angolo. Muro appoggia Duriel Listro, poi attenzione a questa palla recuperata per un attimo dal Ladrano, riflesso super da parte di Listro. Altro angolo per Ladrano che all'andata ha vinto, ma intanto attenzione a Cascino che serve Muro in ripartenza, si divora l'1-0 Muro si defila, va a calciare, salva Muro, la sblocca lui, ci aveva provato, c'era andato molto vicino qualche secondo fa, adesso trova la rete dell'1-0 che dicevo prima ha trovato la vittoria nella turno in cui è bravo Listro, intercettata da Argibai, poi è bravo Muro ad uscire, incerticato sul pallone per un attimo lo perde, poi lo perde definitivamente Ladrano che ci può riprovare, la palla che è entrata e allora il pareggio del Ladrano 1-1 con questa conclusione che ha baciato la faccia interna della traversa, poi ha sbattuto all'interno dell'area di porta e allora 1-1. Debutto con i fiocchi, non ci ha guadagnato in precedenza contro il Villauria Monreale. Qui intanto a proposito di ex Monreale, Muro accelera. Muro! E chi lo ferma qui Muro? La volata, palla al piede, un caterpillar, nulla attorno a lui, soltanto la palla, soltanto la porta e il 2-1. Ancora il Ceri. Attenzione però alla giocata di Verzì, Listro in uscita ancora, 2 volte, Uriel Listro. Qui Muro recupera una bella palla, aiuta Cascino, la palla è per Cascino, contropiede da manuale del Mistral, Muro questa volta con l'assist per Nino Cascino che ritrova il gol ed è quello del 3-1. Qui il pressing vincente da parte di Argibai che calcia, ha colto le ragnatele dall'incrocio, Coco Argibai con la rete del 4-1 e si presenta, anzi si ripresenta alla grande Argibai. Numero 16, intanto c'è la punizione, la Rosa, schema, Argibai! E il gol del 5-1 e Coco torna con una doppietta, scappa ancora, allunga più 4 il Mistral. Lungo linea per Coco, palla dentro! E arriva la rete del 6-1. Non esulta più tanto Barcellona, forse non è stato neanche lui a toccare, ma conta il giusto perché è arrivata la sesta rete del Mistral. Con Nicolosi che la lascia lì, Cosano, ecco Nicolosi dentro, ferma tutto Argibai, poi va via Muro che accelera, Muro, la parata di Longo, calcio d'angolo. Ancora Argibai, rischia l'ultimo uomo e per poco non fa beccare con l'allistro. Palla in verticale, capisce tutto Muro, si è buttato Cascino, la palla è per lui, Cascino col cucchiaino morbido, la palla dovrebbe essere entrata prima del tocco di Biondo, in ogni caso 7-1, stando così le cose è doppietta per Nino Cascino. Dicevo prima di un Mistral che ancora attende di essere completo, mentre Argibai impegna subito Mazzeo, conclusione mancina potente. La Rosa va a puntare, la Rosa prova a piazzarla, colpisce il palo e ancora la Rosa e non entra questa palla per Aleandro La Rosa. Per Nicolosi ancora il 17 che appoggia in suolata, rischia qualcosa, gliela porta via Muro col cucchiaio, palla alta sull'uscita di Mazzeo, fallo laterale. Intanto Argibai, altro palo, poi colpo di testa, ancora Cascino che prova ad arrivare, viene però chiuso dall'intervento da parte di Bonaccorsi
che trova la palla che varca la linea e il gol del 7-2. Bonaccorsi si iscrive alla partita. E la Rosa viene incontro a Barcellona, palla per lui, sponda subito per Muro che prova a tenerla col fisico ancora. Muro, Barcellona, Muro! Cosa si è divorato Muro qui a porta vuota? Tolosi, Fornari non arriva, Muro arriva, viene fermato, attenzione a Cosano, sinistro, smanacciato fuori, poi l'azione, calcio di rigore, sì, calcio di rigore, fallo di mano di La Rosa. Ora ai giocatori fuori, quindi è tutto pronto. Cosano contro Listro, fischia l'arbitro, la rincorsa di Cosano che spiazza Uriel Listro. 7-3, accorcia ancora Ladrano, serie di finte, poi palla scaricata indietro, palla recuperata da Muro che si immola, Muro rimette tutto in chiaro, salvo Muro, ottava rete del Mistral e arriva adesso la tripletta di Muro. Cascino, sterzata di Cascino, ancora Cascino, e la voleva questa tripletta, la trova questa tripletta anche ignorando Argibai che per il primo ad andarsi a congratulare. 9-3 il punteggio, cerca di uscire quantomeno dal campo a testa alta Ladrano, conclusione bellissima di Cosano, palla fuori. Argibai, tocco, Barcellona, l'uscita di Mazzeo un po' troppo morbido nelle suolate Barcellona, Nicolosi, bravissimo Listro e poi la rete del 9-4 con Ladrano che sorprende in ripartenza la squadra di casa. Gol di Bonaccorso, Verzi, messo, forse spinto, si continua a giocare. Argibai, La Rosa, arriva la 10ª rete. E arriva anche la rete per Alejandro La Rosa. Biondo col recupero, Biondo corre, Biondo esulta per il primo gol anche Emanuele Biondo. 11-4 il risultato e c'è gloria anche per uno degli ultimi arrivati in casa Mistral. E rimarrà giocatore cruciale che difficilmente perderà minuti. Ma qui Barcellona con la rete numero 12 del Mistral, ormai voleato, ormai parata, trionfo. Ricceri, zona di sparo per lui, Calandra allarga la lettone, la mette in angolo, particolarmente teso sulla ribattuta. Cosano realizza il 12-5. Subisce gol dunque Calandra in quella che è stata l'ultima giocata della partita. Mistral Carini batte Città di Adrano calcio a 5, 12-5, torna a vincere in casa, continua a vincere nel 2024.